Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici Unica Radio nell'appuntamento dedicato alle maestranze in radio. Le maestranze radio del giovedì. Di unicaradio.it. Esattamente, ma chi sono le maestranze radio? Le maestranze in radio sono gli scenografi, sono i direttori della fotografia, I runner, insomma tutti quelli che stanno dietro la camera, possiamo dire così, Esatto. che formano un film. e ve li presentano Michaela Cauterucci E Luca Lobina. alla regia, come sempre Priamo Meloni. Sì, oggi con chi parliamo? Oggi Irene Uru che ci parlerà di... Scenografia. Ciao. Irene. Ciao a Benvenuta. tutti, grazie. Ciao. Che bello. Grazie mille. Irene, di che cosa ti occupi? Cosa fa lo scenografo? E insomma, parlaci un po' di te. Allora, io mi occupo di scenografia e arredamento per il cinema. Lo scenografo si occupa di progettare e disegnare il set, tutta l'ambientazione in cui appunto il film si sviluppa. insomma. Ma come funziona esattamente? Ti contatta la produzione, il regista, tu ti incontri con lui e parlate di quello che lui si immagina, oppure ti mandano un'email con... Ora non so esattamente come funziona dietro le quinte. Spiegami un po' come si sviluppa. Allora, dipende molto dal film e dal progetto. In realtà, allora, quando io sono appunto una scenografa, una redattrice, quindi una caporeparto, i piccoli progetti che per adesso ho fatto, mi contatta direttamente il regista o il produttore e appunto sulla base della sceneggiatura io do delle suggestioni e si cerca comunque di creare una visione comune. Altre volte, col fatto che comunque io ancora faccio l'assistente scenografa e l'assistente redattrice, mi contatta il redattore o lo scenografo per cui io lavoro e insieme cerchiamo appunto di creare questa visione. Spesso e volentieri mi è capitato nelle ultime produzioni per dire che c'erano anche più assistenti, quindi l'arredatore crea un team di più assistenti e ogni assistente magari si occupa di set diversi. Quindi comunque la progettazione del set viene suddivisa quando i set sono molto, molto grandi e più difficili da gestire. L'arredatore e lo scenografo danno le linee guida e tu comunque aiuti appunto a creare questa visione, a cercare di dare delle suggestioni. C'è una ricerca di reference, si creano delle mood board, quindi comunque delle tavole con appunto reference storiche o mobili, oggetti che potrebbero ricreare appunto un'ambientazione. Quindi dipende un po' dal progetto. Dipende sì dalla grandezza del progetto e dalla tipologia appunto per esempio nei film storici c'è sicuramente una maggiore ricerca rispetto ai film contemporanei, ma anche nei film contemporanei comunque tu segui comunque le suggestioni che ti dà la sceneggiatura e il regista ovviamente e cerchi di portarle nell'ambientazione che tu crei. Da dove nasce la tua passione per la scenografia? Come nasce Irene? Allora, diciamo che è stato un parto un po' lungo, no, nel senso che comunque io ho sempre avuto la passione per il cinema, devo dire la verità, sin da bambina, e guardavo i film in maniera molto attenta al dettaglio, però me ne sono accorta dopo, nel senso che rimanevo affascinata certamente dalla recitazione, dalla trama, però rimanevo incantata proprio dai dettagli, dall'ambientazione, da tutto ciò che stava intorno all'attore. E quindi nel mio percorso anche di studi, diciamo che questa è stato un po' un sogno a cui volevo aspirare, però non mi sono data subito fiducia, nel senso che comunque ho fatto un'università comunque diversa, ho fatto ingegneria dell'architettura, e quindi un percorso un po' più lungo e dopo architettura però ho deciso di darmi appunto fiducia e ho fatto un master in scenografia. In Sardegna o fuori? No, a Londra. Okay. È un master in production design for film and TV alla Kingston University. E, diciamo che ho avuto la fortuna anche che nell'ultimo anno dell'università per la tesi di laurea ho potuto fare delle ricerche sul paesaggio nel cinema di Antonioni e fare un mio piccolo documentario in Sardegna, quindi con l'Università di Cagliari. E questo comunque grazie appunto all'Università di Cagliari, al professor Enrico Corti e Barbara Cadedu, che era la mia correlatrice, mi ha dato modo di
iniziare un percorso appunto sul paesaggio nel cinema, che non era tanto scontato, soprattutto in università di ingegneria qua, che era un po' vecchio stampo e non aveva appunto un corso di scenografia. E poi è venuto da sé che avrei dovuto comunque continuare su questa strada, e Londra mi è sembrata Troppo stretta. Strano da dire. Troppo stretta da dire. No, Troppo anzi, no, piovosa. Sei Cagliari tornata qua che piove lo stesso. vabbè, Sì. questo è No, carino. Cagliari era troppo stretta, Londra era troppo larga, forse. Eravamo in troppi. No, vabbè, comunque no, 2 anni a Londra sono stati molto intensi, molto belli, decisamente on the rock, mi viene da dire. Sì, Però sono sì. molto formativi. Sì, un anno di master e poi un anno in tanto lavoro. sì, c'è tanto da fare. Poi io era un master di un anno intensivo, quindi comunque abbiamo avuto una full immersion in tutti i generi, in tutti i tipi di progettazione, dai film storici alla TV, al film contemporaneo. Però non ti sei pentita del tuo percorso No, no. all'estero? Cioè No, no. potresti consigliarlo Assolutamente. anche a chi si approccia? No, anche perché comunque ho fatto appunto un anno di master e poi un anno di lavoro, in cui ho fatto tanto lavoro anche low budget, cortometraggi che ho potuto firmare io, teatro indipendente, quindi sicuramente è stata un'esperienza molto formativa, che sicuramente consiglio a tutti. Poi ovviamente secondo me Londra è una città che ti apre tantissime porte, però devi essere al momento giusto nel posto giusto. La cosa bella di Londra è che comunque i professionisti del settore ti danno molto ascolto, cioè comunque mi è capitato di mandare curriculum, di incontrare anche grandi professionisti, per dire adesso mi ricordo una volta che mi ha risposto l'art director di Inception, io ho pensato ma figurati se mi risponde, invece mi ha risposto, ha detto prendiamoci un caffè, sì porta il portfolio, io metto al volo insieme il portfolio, vado. E abbiamo fatto anche una lunga chiacchierata. Ovviamente lui non aveva un lavoro da propormi nell'immediato, ho detto risentiamoci tra 3-4 mesi. E io prendevo sì appunto gli appunti, richiamare tra... Però è stato comunque Però una è stato cosa già un che- incontro, Beh, capito? sì, certo. E non è da, cioè nel senso non è da tutti i professionisti del settore anche a quel livello dare spazio anche ai giovani, per quanto appunto magari non hanno un lavoro da proporti, però ti offrono dei consigli, si crea anche molta rete, perché poi loro hanno anche tutto un libro, si chiama The Key, dove con tutti i contatti anche telefonici e di mail dei professionisti. Quindi tu volendo puoi contattarli e provare a proporti per film. È che appunto non è facile perché c'è una competizione altissima, quindi comunque quando sei alle prime armi devi avere la fortuna magari la fortuna o sfortuna che qualcuno magari ha dato forfait e hanno bisogno di una sostituzione, oppure sta per iniziare un film. Molte volte quando tu sai che sta per iniziare un film è troppo tardi, le squadre sono già formate, ma questo purtroppo capita anche in Italia. Quindi comunque dopo la decisione è stata di tornare e di mettere a disposizione un po' le competenze che mi ero fatta fuori qua in Italia. E ti sei inserita nel giro, diciamo così. Sì. si dice. Ti capita di distrarti mentre stai guardando un film al cinema? Questa è una cosa, è successo. un'autodomanda per te. Mi è successo, sono andato a vedere il film di Muccino e mentre stavo guardando il film ad un certo punto mi sono distratto perché ho visto una cosa bellissima. Il finestrino, allora, c'era, ora non voglio spoilerare niente, però c'era una scena dove un'attrice era incazzata e si alzava il finestrino del taxi e si vedeva riflesso Stefano Accorsi con un'altra espressione incredibile e io lì mi sono un attimino perso e stavo pensando al riflesso eventualmente della telecamera dietro, insomma tutto quello che succedeva. Mi sono dovuto dare 2 schiaffi per tornare a vedere il film e non sta roba qua. A te ti succede di guardare gli sfondi e vedere Degli questa errori roba e anche. dire no aspetta non mi devo perdere, devo tornare a vedere il film per Sì, quello che è. purtroppo sì, capita, nel senso che comunque è anche deformazione professionale, che stai guardando il film, sei immerso in una storia, però magari ti accorgi di un dettaglio, oppure rimani anche incantato dalla bellezza di un paesaggio, dici ah bello, oppure come l'avranno costruito questo. Poi dopo però appunto come dici tu ti dai 2 schiaffi, Torni. dici, sì vabbè comunque guardati il film, poi magari te lo vai a cercare dopo come è stato costruito, però sì è normale, soprattutto nei film
con ambientazioni molto interessanti, oppure anche con ricostruzioni bellissime, storiche, cioè comunque il cervello va, cioè, ed è normale comunque a volte distrarsi e farsi prendere dall'ambientazione per me, ma anche dai costumi, cioè perché io non mi occupo di costume, però adoro il costume, credo che poi costume e scenografia vadano molto sì. di pari passo ovviamente, e quindi comunque a volte può capitare anche che rimani incantato da un costume e ti sei persa un paio di battute e dici oddio. Un film che hai visto che magari ti ha colpito particolarmente? Allora, diciamo che uno dei film che mi ha fatto venire la voglia di fare questo lavoro è La leggenda del pianista sull'oceano, che comunque per me è un capolavoro, sia dal punto di vista poetico, ma anche per il fatto che Giuseppe Tornatore, attraverso appunto l'ambientazione, riesce a ricreare un mondo, riesce a ricreare quella nave, riesce a ricreare la storia di Novecento. Ci sono delle bellissime panoramiche in quel film che però non tolgono niente, secondo me, alla storia, anzi la arricchiscono, e quindi comunque a volte nei silenzi, con le panoramiche degli oggetti di Novecento, oppure dall'oblò quando lui guarda la donna di cui si innamora, cioè sono delle cose che comunque tu dici cavoli, ha fatto un buon lavoro. E anche perché poi non solo costumi e scenografia, ma poi c'è anche la fotografia che si unisce a questo gruppo, no? Per completare il tutto, quindi sì, che è fondamentale. Un lavoro di squadra, esatto. Sì, perché appunto una scenografia male illuminata purtroppo perde moltissimo di valore, sì. Assolutamente. Bello essere curiosi anche, no? Incantarsi davanti a un film e scoprire poi dopo che cosa c'è dietro anche un film che magari non hai realizzato tu, per imparare. C'è sempre comunque da imparare, la formazione dietro, questo è fondamentale secondo me nel nostro lavoro. Sì, ma decisamente. fai anche scouting, cioè vai a vedere le location per cercare di capire se si può sviluppare quell'idea che magari il regista ha in testa. Sì, mi capita a volte di fare scouting. Anche come assistente mi è capitato, cioè magari in sostituzione della redattrice o dello scenografo, oppure vabbè in prima persona, ovviamente quando sei tu lo scenografo, gli scouting sono tua responsabilità, perché comunque lo scouting, ovviamente per lo scouting c'è il location scouting che ti fa delle proposte, però è importante che col regista ci sia sempre una figura del reparto scenografia, perché comunque lo sguardo di uno scenografo è a volte molto diverso da quello del regista. Ovviamente la visione deve combaciare, cioè è ovvio che comunque tu devi stare al servizio di una visione, però a volte uno spazio visto da un regista, visto anche di sfuggita, non ha l'occhio, certo. non ha quel significato. Magari ci sono degli spazi che tu vedi e dici cavoli, questo veramente funziona, e magari il regista dice no, ma per me no. E dico, ti dico sì, secondo me funziona, perché comunque te lo devi immaginare, quindi allora lì magari fai dei bozzetti, fai dei disegni, fai dei fotomontaggi, dei rendering, dipende. Comunque già da quando ho fatto il master comunque ci è servito molto questo approccio alla location, allo scouting, perché comunque andavamo a cercare appunto le location, le fotografavamo e da lì cercavamo dei punti di vista su cui lavorare, appunto facendo i bozzetti, che potevano essere a mano libera oppure computer, però comunque anche per poi con la costruzione di modellini a volte capita appunto che c'è anche questo step in più, quindi tu riesci a capire meglio lo spazio anche attraverso un modellino, però comunque è importante appunto che tu abbia una location di riferimento, e a volte non è neanche facile trovare, ovviamente avendo una sceneggiatura tu ti immagini un posto che però magari non esiste E lo devi ricostruire, e lo devi magari, ricostruire, a volte è più facile perché a volte per questioni di costi, ma anche per questioni di immaginazione, sì, che comunque a quel punto se non riesci a trovare l'ambiente che fa per te, a quel punto lo ricostruisci in teatro e hai molta più libertà. Ti è mai capitato, ad esempio, che un regista o un produttore, in genere magari c'è anche questa richiesta, volesse a tutti i costi un arredo, un elemento scenografico,
ma che era veramente difficile da recuperare, o con cui magari ho avuto anche uno scontro, senza fare nomi, però uno scontro della serie no, questo oggetto non è possibile recuperarlo, oppure non ci sta a fare niente all'interno. Allora, non ci sta a fare niente, non mi permetto di dirlo solitamente, perché poi Però lo pensi. a volte può capitare. Però sì, no, comunque ci sono a volte delle lotte contro il tempo, delle richieste assurde. Adesso vabbè, mi viene in mente, e lì vabbè era il mio primo film grosso in cui facevo la PA di arredamento, era Zoolander 2, che era una follia. Cioè, per me vabbè, già essere dentro un film così era una follia. Poi il mio primo film a Roma. E lì era appunto all'ordine del giorno cercare l'impossibile, cioè comunque c'erano poi a volte facevano sì, richieste assurde, dovevi ricercare barattoli enormi per i citrioli, poi archi per fare i bersagli, poi praticamente a un certo punto e tu prendevi appunto e dicevi, cosa stiamo facendo? Dove li troveremo? Vabbè, li troveremo. Oppure uova giganti ricoperte di velluto. E tu, vabbè, ma e quindi le facciamo rifare di velluto queste uova? Sì, ma il colore? Vabbè, vediamo le palette, poi ci penseremo. Quindi a volte sì, tu ti ritrovi a fare veramente delle cose assurde, però Le devi fare. Poi nel minor tempo possibile, ovviamente. Sicuramente per noi in reparto scenografia, insomma, l'arte dell'arrangiarsi è fondamentale, e il risolvere appunto imprevisti di qualsiasi tipo nel minor tempo possibile, anche se appunto il panico è dietro l'angolo, che ovviamente a volte stai girando, oppure ma tra quanto giriamo? Tra un'ora. No, anzi 40 minuti. Sì, vabbè, 40 minuti. Oppure il contrario, che arriva il produttore e ti dice 5 minuti siamo in pausa, e in quei 5 minuti deve essere tutto finito, perché così. No, oppure a volte anche vengono a fare, cioè la fortuna è quando il regista viene a fare il sopralluogo del set qualche giorno prima, almeno il giorno prima. Invece a volte magari la viene, no, si fida, poi arriva la mattina e fa, ma questo non era come me l'ero immaginato. Esatto. E tu dici, no, c'erano degli accordi. Poi magari anche come assistente chiami il caporeparto, fa, qua c'è un piccolo contrattempo, c'è il regista che Leggero. non è proprio il massimo fa, cosa facciamo? Vediamo di Bisogna trovare le soluzioni, vabbè, così Sì, funziona si fa. il set cinematografico. Sì. Poi comunque c'è dietro uno studio, nel senso che se ti dicono devi preparare la scenografia di un film dell'800, tu devi riuscire a trovare tutta la roba inerente a quel periodo, devi far sparire quello che non è di quel periodo, insomma. Sì, c'è tanta ricerca, c'è tutto un periodo di pre-preparazione e di preparazione in cui si fanno proprio delle ricerche storiche molto mirate del periodo, legate alla sceneggiatura, legato ai luoghi che tu racconterai, legati ai personaggi, quindi c'è tutta una ricerca storica, ricerca fotografica, e poi si arriva quindi si fanno appunto delle mood board, come dicevo, delle tavole in cui tu appunto presenti una ricerca e vedi se la direzione è quella giusta, e dopodiché ci si sguinzaglia per trovare effettivamente, per quanto riguarda l'arredo, tutti gli arredi che fanno al caso tuo, per ricreare, come dicevi, per dire un set dell'800 o un set degli anni 40. Mi è capitato, per dire appunto per M, il figlio del secolo, che è un po' il progetto a cui sono più legata. Lì c'è stata tanta ricerca, cioè, ovviamente c'era tanto tempo da dedicare a una ricerca storica molto accurata, precisa certo, del periodo, e poi anche tutto questo ritrovarlo anche dal vero, quindi comunque in tutte i fornitori, le prop house, insomma i fornitori di arredi che noleggiano esclusivamente per i set, a volte comunque antiquari perché non trovi tutto a noleggio, quindi devi comprare o devi trattare, a volte È una sfida. è una sfida, sì, perché comunque trovare non è così, immagino, non è così certo. semplice. Ti Però- capita anche di andare a frugare nelle bancarelle dell'usato, per dire. Sì, Come mercatini pieno. a go-go, bancarelle dell'usato, portaportese, perché magari non è mai scontato, cioè magari tu sei andato in tutti gli antiquari più belli, tutti i noleggiatori, e non hai trovato, poi magari vai in una bancarella e dici, cavoli,
questo è perfetto, e poi magari lo trovi appunto anche alla metà del prezzo. Cioè Beh, non è una certo. questione poi di prezzo, è proprio che a un certo punto devi essere appunto attento e oculato nella scelta degli elementi, perché ogni elemento concorre alla visione d'insieme, ovviamente. Quindi non è appunto trova, metti insieme, cioè nel senso, cioè, Un pastrocchio non è di un pastrocchio di certo, elementi, c'è alla un fine devi senso. avere una visione d'insieme, Certo. e anche se ti manca un tavolino, ti manca una sedia, però tutto deve dare appunto un'unitarietà all'immagine, ecco, e una credibilità all'immagine, ecco, che è importante. Prossimo progetto. Allora, prossimo progetto in realtà ce ne sono un paio che stanno prendendo piede. C'è un docufilm qui in Sardegna, a cui sono molto legata, che sarà a breve, di cui non posso spoilerare Certo, neanche, non so, però saprà solo te, perché non sa come. chi lo sa. E poi anche sono contenta appunto di poter firmare questo progetto e di firmare anche a breve, insomma a maggio, un cortometraggio a Roma, che da un po', devo dire la verità, che a me piace anche appunto fare i cortometraggi ogni tanto, avere l'occasione anche di Sì, ritornare un po', soddisfazioni, sì, anche un po' al passato, cioè comunque poi avere modo di curare un piccolo progetto, Sì. sono brevi ma intensi. Sì, infatti, e quindi anche quello si farà a breve. E poi speriamo, insomma, comunque c'è qualcosa che bolle in pentola a Roma, un film vabbè, internazionale, vediamo. Dai, speriamo Speriamo bene speriamo che vada in porto, ecco. Ovviamente, come sapete, questi anni sono stati un po' più complessi, cioè, sono fortunata che comunque ho continuato a lavorare in maniera abbastanza continua, però purtroppo appunto gli anni del cinema italiano sono stati abbastanza difficili, cioè speriamo che adesso invece ci sia una nuova fioritura, Una insomma. nuova era. Una nuova era, sì. Ma io la vedo invece sempre così, che il mondo del cinema è sempre un po' un punto interrogativo, è come se sei sempre disoccupato e sei sempre in cerca di lavoro, sempre facendo quello qui. La vedo così, poi ogni lavoro ti dà le sue soddisfazioni, però non lo vedo mai come il contratto a tempo indeterminato, per quanto mi riguarda. Ah, Sì, no, sì, no, sì, quello sì. assolutamente. E quindi devi sempre combattere, sempre aggiornarti, sempre studiare, sempre provare. Quindi anche se arrivano i soldi e le grandi produzioni, comunque hanno sempre quella durata, no? Più o meno lunga, Sì. però finisce. Sì, alla fine sono progetti che ti porti dentro come esperienza e ti formano. Poi a volte si ha la fortuna di collaborare sempre con lo stesso team, e quello è una fortuna, perché comunque quando crei un sodalizio, comunque io lo vedo anche quando con la redattrice con cui sto lavorando da un po' di anni, quando riusciamo a lavorare insieme, cioè ti capisci al volo Vero. e vai, e si crea anche una sorta di famiglia comunque, quindi comunque quando appunto un gruppo lavora bene sia dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista umano è fondamentale, il top. Però a volte anche è sempre una sfida anche collaborare con gruppi nuovi e come dici tu, reiniziare, ricominciare un po' da capo, però appunto ti porti dietro quello che hai e impari qualcosa di nuovo, quindi... È come la moda, ritorna. Esatto. È così, è vero. Grazie Irene. Grazie, Irene. Mille per Grazie il a tempo voi. dedicato a noi. E noi come sempre ci vediamo e ci risentiamo tutti i giovedì su unicaradio.it alle ore 20. Grazie. Ciao.